Dopo il consueto quarto d'ora accademico direi che possiamo cominciare. Buonasera e benvenuti a quello che è il primo appuntamento del nostro ciclo di conferenze in tema di intelligenza artificiale. Questo ciclo di conferenze è promosso in primis da CNA, Associazione di Imprese della Provincia di Treviso, e da FabLab Castigliano Veneto, laboratorio di fabbricazione digitale che ha sede 2 porte più in là. Visto che siete così numerosi, ci siamo spostati di 2 porte appunto, e ringrazio anche Spazio Zefiro che questa sera ci ospita in modo che la capienza sia adeguata. Lo scopo di questo ciclo, che appunto è un ciclo, è quello di sensibilizzare le imprese del territorio, ma anche i professionisti e le persone, su come si sta muovendo la tecnologia in maniera molto profonda e come questa tecnologia cambia e sta cambiando tutta una serie di altri aspetti che sforano poi nell'economico, nella geopolitica, nel sociale e quant'altro. Quindi vi invito sin da ora, se non l'avete già fatto, a prenotare un posto anche alle prossime serate che avremo e trovate nel retro della cartellina che avete. In particolare tra 2 settimane saremo di nuovo impegnati sul tema geopolitico, quindi affronteremo un po' la guerra fredda della tecnologia tra Cina e Stati Uniti, che è un po' mascherata da una guerra di dazi, ma in realtà è qualcosa di più, e saremo in biblioteca a Castelfranco Veneto con 2 super esperti di rivista Limes che dibatteranno su questa sfida Cina-Stati Uniti. La settimana seguente, il 18 di novembre, saremo ad Asolo e affronteremo lo spinoso problema del rapporto tra etica, società e tecnologia con la professoressa Boldrin di Padova. E per finire poi le conferenze vere e proprie il 25 di novembre in CNA Treviso, dove affronteremo come evolve l'economia e come cambia il lavoro per le imprese e per i lavoratori con questa nuova tecnologia, e sarà con noi Roberto Siagri, amministratore delegato di Eurotech SPA, un'azienda che veleggia molto bene in questo nuovo mondo a livello globale, e quindi ci racconterà un imprenditore come evolvono le situazioni lavorative. Chiuderemo poi con un aspetto pratico. Il 12 dicembre saremo di nuovo in FabLab Castelfranco Veneto con un laboratorio pratico aperto a tutti per l'utilizzo degli algoritmi di machine learning, che è un po' la tecnologia che sta dietro a quello di cui parliamo questa sera. Questa sera, che è la prima serata del ciclo, abbiamo come ospite Paolo Gallina, che ringrazio, professore associato a Trieste di robotica e interazione uomo-macchina, e che ci accompagnerà in maniera anche divulgativa e accessibile a scoprire come funziona questa tecnologia. Approfitto per segnalarvi che vi invito a compilare con attenzione la scheda di gradimento che avete in cartellina alla fine, questo perché faremo comunque, distribuiremo del materiale riassuntivo delle serate, e avremo anche Elena Brugnerotto qui presente che farà dei riassunti in sketch note delle serate. Quindi se desiderate poi ricevere questo materiale è importante dare il consenso per la privacy, se no siamo impossibilitati a inviarvi il materiale. Per chiudere direi che di sicuro viviamo in un'epoca un po' complicata, e per dirla alla Wilson, che ha detto una frase che mi ha un po' colpito, abbiamo tutti quanti degli istinti paleolitici, istituzioni medievali e tecnologia semidivina. Quindi in questo contesto sicuramente gli argomenti sul tavolo sono molti, le sfide anche, però è anche vero che ci sono opportunità, e quindi è importante partire dalla consapevolezza che vogliamo trasmettervi con questo ciclo di conferenze, in modo che anche le piccole imprese del territorio siano attrezzate per affrontare le sfide del domani. Prima di dare la parola a Paolo Gallina, ci prendiamo un attimo per un tema molto importante dal punto di vista artistico e anche benefico, per ricordare una carissima persona, una speciale persona che purtroppo fisicamente non è più con noi, anche se ha sempre un posto specialissimo nel nostro cuore, che è Alessio Rosin. E per ricordarlo passo la parola al portavoce dei fotografi di CNA Treviso, Arcangelo Piani. Grazie.
Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Scusate l'intrusione. Allora, Love Your Body cos'è? È un progetto alla seconda edizione. È un progetto nato nel 2016 praticamente, poi sviluppato nel 2017 e quest'anno. Ogni progetto ha bisogno di un'idea per partire. Quest'idea è un'idea che è partita dal nostro carissimo Alessio, un'idea che ci ha lasciato in eredità a tutti quanti, a nostra insaputa, sul creare un progetto dedicato a un'associazione particolare che è l'AIMEN, che è la lotta, un'associazione di malati di neoplasie endocrine multiple, mi pare. In cosa consiste questo progetto? Nel fotografare, realizzare un calendario sui corpi dipinti dei malati di questa sindrome. Allora, come ho detto, ogni progetto ha bisogno di un'idea. L'idea è partita da Alessio su creare un calendario per raccogliere fondi per questa associazione. Ci tengo però a precisare che il lavoro è un lavoro di team, un lavoro di squadra, e oltre all'idea ci vuole qualcuno che raccolga quest'idea, che raccolga e la proponga. Questo qualcuno è l'associazione AIMEN e la CNA, che ha raccolto quest'idea e l'ha proposta poi a chi l'ha sviluppata e l'ha portata avanti quest'idea, e ha creato una squadra per realizzare quello che probabilmente dopo lo potete vedere e anche acquistare. Una squadra ha bisogno anche di un regista che coordini tutti i vari elementi di questa squadra, fotografi, body painter, pazienti. Questo coordinatore, questo regista è il nostro presidente nazionale CNA, che è Filippo Della Villa, il quale è anche l'autore poi della grafica di questo calendario che abbiamo realizzato. Oltre a questo, il lavoro di team richiede anche un coordinamento dei body painter, cioè delle persone che hanno dipinto i corpi dei pazienti che si sono resi disponibili per fare questo calendario. E questo gruppo di 7 body painter coordinati da, scusate che tutti i nomi non me li ricordo, da Michele Codazzi e Marta Rini, ha creato un lavoro dedicato alle opere di Miró, ispirato alle opere di Miró. Oltre a tutto questo arriviamo noi fotografi, io e Renato Zanette, che abbiamo realizzato le foto che vedete, che sono alla fine il tassello conclusivo di tutta questa cosa. Io dico che alla fine noi abbiamo solo messo la luce per realizzare queste opere, però da fotografo, un fotografo non può arrivare lì in maniera asettica, fotografare una cosa e andarsene via. Un fotografo deve in qualche maniera conoscere quello che va a fotografare e immedesimarsi in quello che fotografa, e di conseguenza per noi è stata un'esperienza anche particolare. Immaginate di dover fotografare della gente che si è denudata letteralmente e ha messo a nudo anche le proprie cicatrici. Ci vuole una certa, oltre che sensibilità, una certa umanità nel cercare di mettere a proprio agio queste persone, e fare questo non è una cosa semplice. Per noi è la seconda volta che lo facciamo, è un'esperienza che ci è rimasta dentro e che ci porteremo per tutta la vita, credo. Alla fine il risultato è questo oggetto, questo calendario, dove abbiamo cercato di rendere positive delle cose che per altri possono essere negative, possono essere cose che magari nascondono o che hanno paura di mettere in luce. Il calendario lo troverete qui fuori, e i ricavati di tutto questo vanno direttamente all'associazione di questi pazienti. È un progetto che è alla fine un lavoro di gruppo, un lavoro di
diciamo sempre contaminazione, cioè ha messo insieme varie professionalità, le ha messe insieme e le ha fatte lavorare, e anche questo è un'idea, è un modo di operare di Alessio Rosin. Abbiamo semplicemente continuato a portare avanti quello che lui ci ha lasciato. Come una staffetta abbiamo preso questa cosa e abbiamo realizzato un sogno, un'idea che aveva Alessio. Spero che venga apprezzato e ci troveremo alla prossima edizione di questo calendario. Grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie CNA per il prezioso... Grazie a tutti, grazie CNA per il prezioso invito, il gradito invito. Io sono nato a Castelfranco Veneto e sono originario di Castello di Gorgo, per cui per me è un po' un ritorno alle origini e fa sempre piacere parlare delle cose che amo di più nella terra di casa. Allora, il mandato che ho ricevuto oggi era quello di esporre alcuni concetti base dell'intelligenza artificiale. Mi scuso fin da subito se sarò troppo banale o troppo complesso, ma quello che ho voluto dare è tentare di avere un percorso, un filo logico che parta dal semplice e possa via via evolversi verso anche concetti un po' più elaborati. E non solamente questo, anche parlare un po' di quello che può essere il futuro, le prospettive, i pericoli. Allora, considerando che servirebbe un corso di laurea per l'intelligenza artificiale, condensare anche il resto in una serata è un po' difficile, per cui insomma vediamo di fare il possibile e sperando di non annoiare nessuno. Parto però da me, intanto mi presento, mi chiamo Paolo Gallina. Io insegno robotica e interazione uomo-macchina. Robotica ha più a che fare con, mi occupo più della meccanica, ma anche un po' dell'intelligenza dei robot, è inevitabile. L'interazione uomo-macchina ha più a che fare invece con gli aspetti psicologici. Alcuni li toccherò, tanto per darvi un taste, un'informazione, uno spunto su quello che può essere il futuro della nostra interazione con le macchine, indipendentemente dai robot. Questi sono robot con i quali ho lavorato, principalmente lavoro con robot di questo tipo e con un gruppo che si occupa di robotica spaziale, e questi sono robot interagenti. Questo è un robot che ho progettato quando ero a Padova per interagire con pazienti neurologici che avevano subito uno stroke. E un po' per completare la mia presentazione mi occupo di divulgazione. Questi sono due testi, mi spiace fare un po' di pubblicità, ma se no l'editore mi tira le orecchie se non sfrutto queste occasioni per farlo. Non vi parlerò di questi libri, anche perché se no non avete stimolo per comprarli se vi dico cosa c'è scritto dentro. Comunque sono libri che hanno a che fare sempre con l'aspetto psicologico e con la relazione che c'è tra noi e le macchine. Allora, partiamo subito con un esercizio e facciamo un esperimento. Allora, c'è un cuoco tra di noi? Qualcuno appassionato di cucina? No, qua a Castelfranco nessuno mangia, tutti vivono di intelligenza artificiale. Ok, va bene, chiaro. Ok, va bene, dai, ho bisogno di quanti volontari? 1, 2, 3, 4. Perfetto, fai te da cuoco. Allora, tu ti prendi questo nastrino qua e tu sei un neurone, ok? Quindi mettiti qua in testa, tu sei la ricetta qua dentro, sei il neurone ricetta, ok? Poi ho bisogno di altri 2 volontari, cui piace far da mangiare, ma anche non serve, visto che non ci sono, mi sembra. 2 volontari, li scelgo io, ecco, uno qua e uno la signora qua. Allora, tu sei un altro neurone, prendi qua, ok? E poi, ecco qua, la signora è un altro neurone. Allora, i neuroni sono finiti. Perché parlo di neuroni? Perché stiamo creando una intelligenza artificiale simile a quella che c'è in un computer. Voi direte, no, non è possibile, io vi dimostrerò che è possibile. Ok?
Poi i neuroni sono finiti, mi servono i dati, 4 dati, dati facilissimo, Prendiamo, ecco, uno il signore qua, la signorina, 2, chi facciamo? Chi becco poi? Ecco qua, altre 2 persone, prego. Allora, ci mettiamo in configurazione un neurone al centro qua, gli altri 2 qua, ok? E quello che avete in mano sono le connessioni neuronali, ok? Quindi come si esplica la connessione tra neurone e neurone? I dati, 2 entrano con questo neurone, ok? Quindi tu devi devi prendere la metà dello spaghetto qua, quindi qua è la metà, qua la metà, il segno, ecco, dare uno e l'altro neurone, ok? Voi mettetevi su questa linea qua, così siete allineati come là, perfetto. Il secondo neurone si mette là, come se fosse il cocchiere di una carrozza, e gli altri 2 si collegano al secondo neurone prendendo ognuno l'estremità della strisciolina, uno e l'altro, ok? Poi a sua volta, ecco, questo neurone ultimo che si collega qua e poi questo si collega qua. Ecco, quella che abbiamo creato è una configurazione neuronale, né più né meno di quella che trovate all'interno di un cervello elettronico. Ok, allora adesso ogni dato deve dire un ingrediente al rispettivo neurone. Un ingrediente qualsiasi, cibo intendo. Uova. Fagioli, ok? Latte, ok. Ah, no, attenzione, questi sono i dati che sono entrati. Ogni neurone lo sa. Allora, questo neurone qua si occupa di un'informazione. Evita uno di questi ingredienti che è stato detto, ok? I fagioli. E lo comunica al neurone successivo. Fagioli. Il secondo neurone invece seleziona un ingrediente preferito tra quei 2 e lo comunica. Il cuoco con questi 2 ingredienti fa la ricetta. Con lo scarto, diciamo. Con questi 2 ingredienti, evitando questo e utilizzando l'altro, fa una ricetta. Che può essere? Una pasta. Cos'era? Pasta e fagioli? Cos'era? No, patate? Evitare le uova? Evitare i fagioli e le patate. Quindi una pasta di patate? No, però fai una pasta con pesce a base di patata questa. Perfetto, ecco. Allora, cosa è successo questo? Vedete, il risultato della rete era un output. Quello si chiama output. Questi 4 dati erano l'input. In mezzo c'era una connessione di neuroni. Ok? Quella che è stata fatta è una rete neuronale molto semplice, voi direte, ma le reti neuronali sono molto semplici. La complessità deriva dal numero. Ecco, e questo è il punto di partenza. Vi ringrazio per la disponibilità. Altra caratteristica della rete, quindi vediamo un po' alla volta quali sono le caratteristiche di questo tipo di rete. Se la rete neurale, quindi quei 3 neuroni, fosse rimasta la stessa e i 4 input fossero cambiati dando diversi valori di input, in questo caso ingredienti, l'output sarebbe cambiato, ma la rete sarebbe rimasta la stessa. Ok? Allora, utilizziamo questa metafora delle persone, quindi associamo un neurone a una determinata funzione e vediamo come sono fatte queste reti neuronali. Perché parlo di reti neuronali? Perché adesso, perlomeno, la maggior parte, o diciamo una buona fetta dell'intelligenza artificiale si basa su reti neuronali di questo tipo. Per cui diciamo che è il mattone principale che mi sento di trasmettervi come informazione. Allora, come vedete, ho parlato di neuroni non a caso. Perché? Perché le reti neuronali sono ispirate, anche se poi non riproducono esattamente la funzione del neurone biologico, ma sono ispirate a neuroni biologici. Il neurone biologico è un affare di questo tipo, vedete? Questo è il neurone con il nucleo della cellula, l'assone è quella parte
terminale del neurone che passa l'informazione ai neuroni che stanno a valle, e questi sono i neuroni che stanno a valle, i quali a loro volta hanno altri assoni e passano l'informazione ad altri neuroni che stanno a valle, e così via. Quindi diciamo che una rete neuronale è un passaggio di informazione tra neurone e neurone. Alla stessa maniera, vedete, questo è un esempio di rete neurale molto semplice, in cui c'è un input, e li abbiamo visti, gli input, quindi sappiamo ciò di cui stiamo parlando, abbiamo i nostri neuroni centrali, e poi qua abbiamo due neuroni finali che danno delle risposte finali. Poi vedremo cosa sono queste risposte. Però l'importante è sapere che c'è questo processo, quindi nella maggior parte dei casi una rete neuronale è una sequenza di informazioni che passano da strato a strato di neuroni. Si possono fare altre similitudini che aiutano a capire anche alcuni aspetti dell'intelligenza artificiale e delle reti neuronali in particolare. Uno di questi, ad esempio, è il fatto che cosa succede in mezzo ai vari strati di neuroni che ci sono non è ben chiaro. Uno sa cosa succede come input, sa cosa succede come output, ma cosa succede là in mezzo non è ben chiaro. Similmente a quanto avviene ad esempio in politica. Il sistema elettorale è una sorta di sistema molto complesso di neuroni, in cui qualcuno dà dei voti come input e dopo non si sa bene come vada a finire uno a essere eletto in una determinata situazione. E questo a causa della complessità. Allora, siamo arrivati qua. Abbiamo capito che ci sono degli input, dei neuroni in mezzo e degli output. Ok? E abbiamo capito anche che ci sono delle informazioni che vengono passate dall'inizio verso la fine. Bene, che tipo di informazioni vengono passate? Allora, qua la metafora che abbiamo utilizzato viene meno, perché non è che un neurone prende l'informazione di un ingrediente, quindi gli arriva un ingrediente e opera una scelta così complessa come decidere che ricetta fare. Ecco, questo è qualcosa di molto complesso. In realtà le scelte che deve fare ogni singolo neurone di una rete neuronale sono molto semplici e sono sostanzialmente formule matematiche, molto banali. Qua c'è un esempio, vedete, questi sono i neuroni che hanno passato l'informazione. Intanto l'informazione cos'è? È un numero. Può essere un numero che varia tra 0 e 1, a volte può essere un numero che può essere o 0 o 1, altre volte può essere anche un numero che può variare tra 0 e 100, dipende dal tipo di rete. Ok, quindi è un numero che viene passato. Vedete, queste frecce qua sono numeri. Il neurone fa un'operazione che è molto semplice. Somma questi valori. Quindi ogni neurone, in realtà, dal punto di vista matematico, quello che fa è sommare tutto ciò che gli arriva dentro. Li somma con dei pesi. Non è che somma l'informazione di uno uguale all'altra, dà dei pesi. Anche noi utilizziamo dei pesi quando ci arrivano delle informazioni. Se ci arriva l'informazione dalla betonega di casa, che è una chiacchierona della vicina, che le racconta e le esagera in continuazione, diamo poco peso a quell'informazione. Se invece l'informazione arriva dal parroco che è in tutto d'un pezzo e che di solito non sbaglia un colpo, allora quell'informazione viene pesata molto. E quindi se le due informazioni sono discordanti, nel secondo caso viene pesata di più. Ok? Quindi si somma e si utilizzano i pesi per dare più rilevanza a un neurone, all'informazione che arriva da un neurone o all'informazione che arriva da un altro neurone. Ok. Quando l'informazione è sommata, cosa succede? Succede che io elaboro un numero che passo ai neuroni successivi, secondo alcune formule. E qua mi fermo perché le cose diventano più complesse, perché ci sono diversi modi per elaborare queste informazioni. Quindi, cosa abbiamo ricavato finora da quello che abbiamo detto? Abbiamo detto che un'intelligenza artificiale può essere fatta con una rete neuronale, che è composta di neuroni,
è che ogni neurone passa al successivo dei valori numerici 0, 1, 0,5, 0,3 e che questi vengono pesati in maniera diversa a seconda del tipo di neurone. Ecco, questo è quello che abbiamo ottenuto. Va da sé che di solito alla fine ci sono degli neuroni di output e questi qua cosa forniscono in output? Forniscono dei valori. Quello è il risultato. Quindi la ricetta di, di pasta con il contorno di patate, quel che era, quello era il risultato in output. Nella realtà, invece di una ricetta, c'è un numero che esce. E quel numero ci dice qualcosa. Qualcosa che fa comodo a noi. Nell'intelligenza artificiale si dice spesso che la macchina sta imparando. Infatti c'è un sinonimo per indicare l'intelligenza artificiale che è machine learning, cioè la macchina che impara. Cos'è che impara? Quello che impara, solitamente, nel caso di reti neuronali, è decidere come fissare i pesi di cui vi parlavo. Quel peso da dare al prete piuttosto che alla chiacchierona del paese. Ecco, questi pesi, il processo di definire dei valori numerici a questi pesi, questo si definisce come training della rete neuronale, cioè la si fa apprendere finché non vengono definiti questi pesi per arrivare allo scopo che ci interessa. Non abbiamo ancora identificato gli scopi, però l'importante è fare piccoli passettini e arrivare a capire questo. Questo è il training, un'altra parola che viene utilizzata tantissimo nell'intelligenza artificiale. Ecco, questo è un classico processo di training. Allora, senza andare in dettaglio, qua in mezzo avete la vostra rete neuronale, con i pesi di cui parlavo prima, che non sono stati ancora definiti. Molte reti neuronali servono per classificare. Classificare cosa vuol dire? Facciamo un esempio concreto. Ci sono app che, ad esempio, scattano foto ai funghi, voi scattate una foto ai funghi e l'app vi dice che tipo di fungo è. Questa è una rete neuronale che classifica, cioè classifica i vari tipi di funghi. Queste reti hanno subito un training. In cosa consisteva questo training? Qua lo si vede, è la stessa basata sulla frutta, cioè come input venivano dati delle foto di mele o delle foto di banane o delle foto di mango, forse, e ogni volta che veniva data una foto di mela all'input, vi ricordate gli input? Nell'output veniva detto, attenzione, questa è una mela. Poi veniva data una foto di banana e veniva detto, ok, attenzione, questa è una banana. Ecco, questo modo di far apprendere una rete neuronale viene chiamata machine learning supervisionato. Supervisionato significa che si sa qual è l'input e si sa qual è l'output, che è più o meno quello che si fa con i bambini. Quando si porta un bambino allo zoo, gli si dice, guarda, quella è una tigre, non è un gatto. Quello che noi facciamo con la mente del bambino è un machine learning supervisionato, cioè gli mostriamo l'oggetto e gli diciamo anche cos'è l'oggetto. E questa è una tecnica per far apprendere, per creare un'intelligenza artificiale basata sul supervisionato, cioè si sa cos'è l'input e si sa anche cos'è l'output. In particolar modo, e qui andiamo anche alle applicazioni, dove le reti neuronali la stanno facendo da padrona e stanno veramente cambiando sì i paradigmi industriali, sia anche il nostro modo di vivere, è nei sistemi di visione. Soprattutto nei sistemi di visione che classificano, quello che parlavo prima. Cioè riescono a dire questo volto è quello di Gianni, questo è un animale, questo è una macchia d'olio per cui bisogna intervenire sull'auto, eccetera, eccetera. Ecco, nella maggior parte dei casi, quando si ha a che fare con immagini, e quindi ci sono reti neuronali specifiche per le immagini, si parla di reti
convolutive, convolutional neural network, che sono appunto reti che hanno a che fare col sistema con immagini. Che caratteristiche hanno queste reti? Vedete, intanto hanno sempre degli input, qui è una schematizzazione, hanno una parte di input, non vado in dettaglio, ma c'è tutta un'elaborazione, qua vedete dei blocchetti, ma qua in mezzo ci sono neuroni, e poi ci sono dei neuroni di classificazione, che riescono a capire che questa è una macchina oppure è un altro oggetto. La cosa interessante è che nella prima parte dell'elaborazione non ci sono questi neuroni. Quando vedete convolution, qui, non ci sono dei neuroni, ma ci sono dei sistemi che filtrano l'immagine, cioè la modificano. Filtrare vuol dire modificare l'immagine in un'altra immagine, che è simile, e questo è molto interessante, simile a quanto avviene nell'occhio umano. Cioè noi quando guardiamo qualcosa, i dati che vengono raccolti, catturati dal nervo ottico, vengono filtrati da una prima sequenza di neuroni, i quali non fanno altro che trasformare l'immagine che noi vediamo, quella che potrebbe essere raccolta da una telecamera, da una fotocamera, in un altro tipo di immagine che è una deformazione dell'immagine iniziale, una deformazione secondo quanto ci interessa. Ecco, i primi filtraggi che ci sono qua sono esattamente o molto simili ai filtraggi che noi facciamo col nostro occhio. Per cui ancora una volta c'è una mimica di quello che è il processo biologico nei sistemi neuronali che abbiamo nella nostra mente. E poi segue tutta la sequenza di neuroni. Però, insomma, forniamo anche degli esempi. Io vi porterò degli esempi che provengono dal mio dipartimento, dalle ricerche che conduciamo all'Università di Trieste, e altri che provengono fuori dal mio mondo. Solitamente quando si lavora nella robotica non c'è un super esperto che sa tutto, si lavora in equipe, io lavoro in team con altre persone che si occupano di intelligenza artificiale. Io mi occupo di un filone dell'intelligenza artificiale, non di tutta l'intelligenza artificiale. Comunque, ecco, questo è Furlan Federico, ad esempio è un mio studente, un PhD student, che si occupa di immagini. E lui lavora proprio con la rete neuronale che vi ho spiegato prima. Di cosa si occupa? Lui si occupa di un altro concetto che adesso introduco e che ha a che fare con il Transfer Learning Approach. Cosa vuol dire? Vi ho detto all'inizio che per far apprendere una rete neuronale bisogna definire i pesi. Quindi bisogna fare in modo che questi neuroni che abbiamo visto, l'esempio di questi tre, in qualche maniera cambino la loro mente in maniera tale che si adattino. Ok. Solitamente non si parte con una rete neuronale da zero, ma ci sono già delle reti neuronali già confezionate e le si prende e le si adatta. Adattare delle reti già fatte, il processo viene chiamato transfer learning, cioè trasferire quelle conoscenze da un settore a un altro settore. Ad esempio viene utilizzato tantissimo GoogleNet, che è una rete neuronale creata da Google, che viene presa e utilizzata per altre applicazioni. È un po' come se una persona adulta che ha la mente già formata facesse un corso di formazione specifico in un altro settore. Ecco che non abbandona tutte le sue conoscenze pregresse, ma le modifica in funzione di quello che gli serve in qualche maniera per il breve futuro. Il vantaggio qual è? Che vi do i tempi di elaborazione. Utilizzare un transfer learning su una rete già calcolata può impiegare con i normali computer, dipende dal tipo di applicazione, però un paio d'ore per far apprendere la rete. Se uno dovesse partire da zero si parla anche di giorni, cioè giornate per far apprendere la rete. Ora, se uno commette un errore e deve ripartire da zero, sono altri giorni. E questo vi fa capire perché ha così successo il transfer learning, perché significa velocizzare i tempi.
Ecco, il mio studente si occupa di vestiti. Ci sono un sacco di reti neuronali che si occupano di identificare i vestiti che uno ha addosso, quindi dall'immagine capire i vestiti che uno ha addosso, e il mio studente si occupa di capire come distinguere i vestiti quando uno li presenta così, cioè li tira fuori dalla lavatrice e li mostra. Vabbè, ok, quindi lui dà dei vestiti in pasto alla rete neuronale, la quale calcola l'accuratezza nella classificazione dei vestiti, e i dati vengono riutilizzati per far apprendere la rete. Le applicazioni quali sono? Beh, pensate alle lavanderie automatiche che devono scegliere se buttare i determinati capi a una determinata temperatura, o pensate a noi poveri mariti che dobbiamo fare la lavatrice e a un certo punto viene il dubbio se quel capo va sui colorati freddi o sulla lana, eccetera eccetera. Ecco, questo sarebbe il fine ultimo dell'applicazione di questo studio. Un attimo che vado indietro. Ecco, questo è tanto per darvi un'idea di quello che abbiamo fatto. Qua ci sono 5, 1, 2, 3, 4, 5, abbiamo provato 5 reti neuronali, hanno nomi diversi, AlexNet, GoogleNet che vi ho citato, e altri nomi. E qua vedete il training time. Allora, questa è impiegato, questa dimensione è 1 ora e mezza, per cui per far apprendere questa abbiamo impiegato 1 ora e mezza, che non è male come tempo di acquisizione. E qua però l'importante è anche l'accuratezza. Cosa vuol dire l'accuratezza? Quanto precisa la rete neuronale? Perché se io gli mostro delle mutande e la rete neuronale mi dice che quello che gli ho mostrato è un reggiseno, significa che non è accurata la rete neuronale. Okay? Per cui l'altro dato importante di questi sistemi che possono fallire è l'accuratezza, cioè quanto riescono a essere precisi nel loro task. Quello che vedete è un incrocio in Cina abbastanza famoso, e quindi passiamo ad altro tipo di applicazione. Vi do alcuni spot, alcuni concetti su cui riflettere. Food for brain, dicono gli americani. Questo è un altro mio studente, Luca Marcini. Questo è uno studente di laurea magistrale che si è occupato di un altro problema. Allora, nella robotica adesso si vedono molti carrellini autonomi. Per il momento sono molto bravi a schivare gli ostacoli. Un task nel quale non sono molto bravi è schivare le persone, però anche comunicare alle persone la strada dove stanno andando. Noi non ci rendiamo conto, ma quando ci sono due folle che si affrontano, uno va in una direzione, uno va nell'altra direzione, come in questo caso qua, noi eseguiamo un sacco di movimenti che sono informazioni corporee, non verbali, per cui quando vediamo uno già ci spostiamo, lui si sposta e quindi sappiamo come darci strada. Okay? Tanto è vero che se tutti e due hanno la stessa informazione sincronizzata, non so se vi è mai capitato di dire si sposta a sinistra, lui si sposta a sinistra, beh allora mi sposto a destra, anche lui si sposta a destra, alla fin fine ci si scontra. Non so se vi è mai capitata questa situazione. Ecco, quello è il caso in cui questa informazione corporea non funziona. Ecco, noi questo studente gli abbiamo assegnato il compito di studiare questo fenomeno, l'ha fatto con una rete neuronale, e quindi l'obiettivo era capire come fare per un robot a raggiungere un obiettivo quando deve navigare all'interno di una folla che gli viene incontro. Per farlo abbiamo utilizzato un'altra rete neuronale, non la convolutional che avete visto, questa si chiama NEAT, Neural Evolution of Augmented Topologies. Cos'è questo tipo, a parte il parolone che fa sempre effetto, e vi assicuro che se non l'avessi letto non me lo sarei ricordato, quindi mi viene anche abbastanza semplice così fregiarmi di questo, ma cos'è questa rete? Questa rete neuronale non solo fa apprendere i vari pesi come vi ho detto prima, ma anche può cambiare. In che senso può cambiare? Beh, se questa è la rete iniziale, mentre apprende può creare ulteriori connessioni.
Quindi quegli spaghetti che voi vedevate prima, tra i vari neuroni, ne può creare altri o ne può togliere alcuni. Questo vuol dire cambiare la topologia, significa cambiare la forma della rete neurale. Oppure può aggiungere un nodo, un neurone, vedete? Questa è la rete iniziale e qua va ad aggiungere un neurone. Quindi vuol dire che la rete viene fatta apprendere proprio modificandosi. È come se il cervello della persona si modificasse. Ma questo è quello che viene nella realtà. Gli studi di neuroplasticità umana hanno dimostrato che le connessioni della nostra mente si riattivano o si staccano. Per cui è esattamente quello che avviene nella rete umana, nella rete neuronale biologica. Ecco, questo permette grande possibilità al fatto che la rete possa modificarsi, e questa è quanto è avvenuto. Questa è la prima rete iniziale in cui, vedete, c'erano tanti neuroni di input e solamente 2 di output, che in pratica erano la direzione e la velocità di del carrellino che deve muoversi in mezzo alla folla, del robottino che deve muoversi in mezzo alla folla. E poi vedete, questa è una modificazione avvenuta in automatico in cui si è creato questo layer di neuroni e poi è stato modificato in questo senso. Nessuno sa cosa succede dentro qua, perché, forse non l'ho detto all'inizio, la scelta di questi neuroni e l'apprendimento di una rete neuronale avviene in automatico. Cioè è la rete stessa che decide come modificarsi. Ecco, questo è l'esempio che abbiamo fatto in simulazione. Questi pallini verdi, ognuno rappresenta un robottino che deve raggiungere questo obiettivo qua. Quindi viene spinto da un muro, tanto per portarlo avanti, e ogni volta che va a sbattere addosso a un ostacolo, viene eliminato. Ecco. Quanti di questi robottini hanno raggiunto l'obiettivo? 0. Perché i pesi di quella rete e la struttura di quella rete iniziale non erano istruiti correttamente. Era proprio il primo tentativo. Poi la rete ha cominciato ad apprendere e questo è il risultato finale. Vediamo se riesco a farlo partire. Ecco, questo è il risultato finale. Guardate, questo qua è quello che raggiunge il risultato. Tutti gli altri non ce la fanno. Il cervello neuronale di questo elemento qua, di questo robottino, è riuscito ad apprendere i segreti per riuscire ad arrivare all'obiettivo. Ecco, vedete? Questo che vedete è una simulazione di tutti i robottini che hanno cervelli, ognuno diverso dall'altro, e nessuno di quelli va bene, solamente uno è sopravvissuto. È un po' la legge darwiniana, per cui solamente alcuni elementi della specie riescono a raggiungere l'obiettivo che per la specie animale è quello di sopravvivere. Ok, allora vi ho dato alcuni esempi, ce ne sarebbero molti altri, però bisogna un po' accorciare. Ho scelto esempi che fossero più semplici da spiegare, però ci sono alcune considerazioni generali da fare basandoci su questi esempi. Allora, la prima è che quando si parla di intelligenza artificiale il termine è molto fuorviante, perché noi sentiamo questo termine intelligenza artificiale e crediamo che sia un qualcosa di omnicomprensivo. Quindi si crea il computer perfetto che può superare l'intelligenza umana. Non è così. Alcune capacità cognitive dell'uomo possono essere superate. Ad esempio, i cervelli elettronici sono più abili nel fare i conti, sono più veloci nell'individuare un bersaglio a lunga distanza, e via dicendo. Ma c'è sempre una specificità, cioè l'intelligenza artificiale aggredisce un problema, un task, uno alla volta, e in quello diventa molto abile, non l'intelligenza completa, complessiva dell'uomo. E questo qua va chiarito, perché secondo me uno delle pecche dei divulgatori scientifici, dei giornalisti che parlano di robotica e di intelligenza artificiale senza sapere un po' in dettaglio la tecnologia che ci sta sotto, hanno come in mente che fra 10 anni sarà realizzato il cervello perfetto e per cui noi non avremo, i computer non avranno più bisogno di noi.
Non è così. L'altra informazione è che l'intelligenza artificiale si basa sempre su algoritmi matematici. Alla fine è matematica, e in quanto matematica è sempre esistita l'intelligenza artificiale come potenziale sviluppo. E ve lo mostro con l'esempio seguente. Allora, un film che vi consiglio, non so se l'avete già visto, era, come si intitolava? Il merito di contare, il diritto di contare, che è la storia di 3 ricercatrici di colore che lavorano per la NASA nel periodo della guerra fredda, in cui americani e russi giocavano a chi ce l'aveva più duro e quindi dovevano spedire per primo l'uomo nello spazio. Ecco, per farlo, in questa corsa, a un certo punto sono subentrati i computer. C'è una scena molto interessante che esprime come l'intelligenza artificiale, come potenza, è insita negli algoritmi matematici pensati dall'uomo e che è solamente grazie ai computer che hanno preso spunto. Ma vediamo se riesco a farvi sentire. Adesso vi spiego un po' perché si sente male. Ci sono delle equazioni da risolvere. Error messages. Allora, siccome si sente poco, vi spiego cosa sta succedendo. C'è un problema matematico da risolvere. Solitamente fino ad allora la traiettoria dei corpi celesti veniva risolta in maniera analitica, significa conti a penna, ok? A un certo punto però la ricercatrice si accorge che si può applicare un metodo. Questo metodo, che si intravede poi nel libro che apre, è il metodo di Eulero del 1750. Questo metodo è un metodo che ha bisogno di un algoritmo. Quindi, perché non era stato utilizzato fino ad allora? Perché come algoritmo bisognava fare molti conti, troppi conti, per arrivare al risultato. Ma in quel periodo la NASA aveva utilizzato per la prima volta i computer. Con i computer si sono resi conto che i calcoli potevano farli i computer. Questo è un esempio fantastico di intelligenza artificiale che è stata resa operativa grazie ai computer. Però potenzialmente l'algoritmo era già dentro la testa delle persone, fin dal 1750. Ok, veniamo a un'altra caratteristica dell'intelligenza artificiale. Il fatto che l'intelligenza artificiale sia dominante in alcuni settori e che per il momento non può sostituire quella della mente dell'uomo, non significa che non possa stupire. Ecco, questa è una caratteristica importante. Cioè, alcuni risultati di alcuni algoritmi che si ottengono a volte stupiscono i creatori stessi. Un esempio è Go. Insomma, è famoso che nel 2016 c'è stata la prima intelligenza artificiale in grado di battere il campione del mondo di Go, che è questo sport, che è questo gioco da tavola giapponese, complicatissimo, molto più complicato degli scacchi. Tanto è vero che ci ha impiegato molti più anni per trovare una soluzione intelligente. Ecco, questo non stupisce, insomma, prima o poi si sarebbe arrivati a questo risultato. Però, come ha sottolineato Marcus de Sautot, che The Creativity Code, questo è un libro molto interessante che consiglio, che ha a che fare con la creatività e con l'intelligenza artificiale, in alcuni casi il sistema di intelligenza artificiale ha creato delle mosse o delle strategie che non erano mai state pensate prima, e dopo queste partite i professionisti stessi hanno imparato dal sistema automatico. Quindi è un esempio di come non solamente il sistema ha battuto i giocatori tradizionali sul loro livello, ma ha creato delle mosse che hanno spiazzato talmente tanto, che non erano comprese all'inizio, ma che poi sono state comprese, e ha creato nuove strategie. Per cui è vero, l'intelligenza artificiale può stupire, e questo è anche un aspetto interessante della creatività. Questo è un esempio che proviene non dalla mia università, è un esempio un po',
cioè abbastanza simpatico, sono riusciti a fare intelligenze artificiali, e questo è un altro settore dove funziona bene. L'intelligenza artificiale lavora bene nella semantica, cioè nel riuscire a creare testi, testi che abbiano quasi un senso compiuto. Questo è uno dei casi più interessanti. Hanno creato un'intelligenza artificiale che possa creare dei testi da rap. Ora, io non sono un esperto di rap e non so giudicare questa poesia qua, anzi non mi sembra granché, però vi assicuro che hanno fatto leggere questa poesia a persone che non avevano la consapevolezza che dietro vi fosse un computer, ed era stato giudicato anche un buon rap secondo i canoni che potevano esserci. Per cui ecco, questo è un settore in cui c'è il pro e c'è il contro. Poi vi darò degli esempi in cui c'è il contro, anzi ve lo do subito. Questo è stato fatto nella nostra università, al Machine Learning Lab, è condotto da Eric Medved, che è un mio collega con il quale collaboro. Cosa ha fatto? Questo è uno studio abbastanza provocatorio. Sostanzialmente ha fatto un'intelligenza artificiale in grado di dare giudizi su TripAdvisor. Quindi uno nel software imposta valore del giudizio, oppure anche se deve essere positivo o negativo, se deve essere colto o non colto, se deve essere educato o non educato, e dopo l'intelligenza artificiale ne sforna quante ne vuole, anche 10.000, 100.000. Da qui il valore provocatorio di questo studio, e anche puntare il dito sulla pericolosità dell'intelligenza artificiale, perché parte dello studio era capire se questi giudizi erano positivi o negativi. No, scusate, se erano considerati prodotti dall'uomo o prodotti dalla macchina. Nel 70% dei casi questi giudizi venivano considerati autentici, da persone che sapevano però che c'erano sia giudizi autentici sia non giudizi autentici, ok? Per cui stavano molto attenti a quello che leggevano. Questo vuol dire che se questo sistema andasse online verrebbe giudicato attendibile da tutti quanti. E questo fa pensare, insomma, ve l'ho messo come aspetto, diciamo come sintomo negativo di dove si potrebbe andare. È una classica applicazione di intelligenza artificiale, raccomandare contenuti. Anche qui ci sono dei dati statistici. Noi nel 65% dei casi accettiamo i consigli che ci arrivano dai contenitori tipo Netflix o libri o Amazon o eccetera eccetera, cioè compriamo quello che ci viene suggerito. Viene da chiederci, compriamo perché l'intelligenza artificiale è fatta bene e quindi ci suggerisce correttamente, o compriamo perché siamo omologati? Ecco, queste sono le domande etiche legate all'intelligenza artificiale. Ok, dove ci può venire incontro? Io perdo un sacco di tempo a scrivere mail. Io al giorno, siccome rispondo a quasi tutte, perdo un sacco di tempo a scrivere mail. Ecco, ci sono sistemi di intelligenza artificiale che, guardando il testo di una mail, guardando le mail precedenti che sono state scritte, guardando la frequenza di quelle mail, quindi capiscono se chi mi ha scritto era un amico oppure uno sconosciuto, già suggeriscono una mail da scrivere, di risposta. Poi chi la scrive può modificarla e adattarla e renderla un po' più precisa. Ecco, questo è un altro utilizzo dell'intelligenza artificiale. Bene. Allora, credo di avervi dato esempi a sufficienza. Mi premeva ancora spostare il discorso verso altre direzioni, che è l'aspetto psicologico. Qui non parlo di intelligenza artificiale dal punto di vista tecnologico, ma parlo di come ci modifichiamo noi come esseri umani in relazione all'intelligenza artificiale e anche, diciamo, alle macchine in generale, alle tecnologie digitali, ma principalmente all'intelligenza artificiale. Lo faccio con esempi semplici per non tirare in ballo cose complesse di intelligenza artificiale, però per mettere in evidenza alcuni fenomeni che hanno più a che fare con l'emotività. Quindi ci spostiamo da intelligenza artificiale tecnologia a intelligenza artificiale emotività e esseri umani. Un parolone grosso che viene utilizzato, che va di moda adesso, è postumano. Il postumanesimo è come diventeremo in simbiosi con la tecnologia. Allora,
Parto da queste immagini. Qualcuno riconosce questa signora? Bene, e di solito c'è sempre qualcuno che fa brutta figura, che alza la mano e la riconosce perché è mia nonna, quindi credo che poche persone qui riuscirebbero a riconoscere. Allora, mia nonna è arrivata fino alla quarta elementare, non l'ha superata la quarta elementare, quindi ha fatto la terza quasi fino alla quarta, però era abilissima con le tabelline, eccezionale. Contiamente fantastica, più di me. Denuncio la mia incapacità. Se io dovessi chiedere ai miei studenti di fare conti a mente come li faceva mia nonna, dovrei bocciarli tutti quanti, ma devo dire anche che per onestà del vero, spero non si stia registrando diffusamente questa informazione, ma devo dire che io con la tabellina del 2, del 5 me la cavo bene, dell'8 anche, del 7 arrivo fino a un certo punto, dopo devo dire che le dita cominciano ad alzarsi sotto il banco. E questo perché? Perché l'intelligenza artificiale e l'utilizzo delle tecnologie digitali porta a un fenomeno che è noto come fossilizzazione cognitiva. Questo significa che ogni volta che noi deleghiamo una capacità cognitiva alle macchine, noi perdiamo questa capacità cognitiva un po' alla volta. Così, quindi l'ingranaggio che c'era dentro la nostra mente, che faceva conti a mente e adesso li affida alla calcolatrice, perde questa capacità un po' alla volta. Perché? È un fenomeno di neuroplasticità. Come noi attraverso il training mentale riusciamo ad acquisire nuove capacità cognitive, se noi non alleniamo quelle capacità cognitive, le perdiamo. Ci sono altri fenomeni. Il navigatore. È dimostrato che chi fa gran uso del navigatore, e tutti quanti noi lo facciamo, perde quella che viene definita, o magari la inibisce un pochettino, quella che viene definita intelligenza geometrica o intelligenza spaziale. Un controesempio, dalle risonanze magnetiche funzionali è emerso che i tassisti di Londra, sapete che a Londra per diventare tassista bisogna superare un esame in cui bisogna dimostrare di conoscere tutte le vie a memoria di Londra, quindi non hanno bisogno di navigatori, hanno un'intelligenza spaziale molto sviluppata. Sistemi esperti che suggeriscono, anche questi disallenano alcune facoltà cognitive, o i sistemi che suggeriscono, li abbiamo già citati, suggeriscono che libro guardare o che film vedere, ma anche l'orologio stesso. Mi è capitato di trovarmi in Africa nel 2009-2010 per un paio d'anni, e quindi per un progetto di sviluppo, e lavoravo con persone locali che avevano l'orologio biologico, non avevano l'orologio digitale, usavano il sole e riuscivano a essere precisi con la risoluzione di 20 minuti, mezz'ora, cosa che io, guardando il sole, è tanto se è mezzogiorno o se è sera. Vabbè, altra faccenda era quando era nuvoloso e arrivavano con 2 ore di ritardo, ma insomma l'orologio si rompeva, non era colpa loro. Ed è una facoltà cognitiva che noi non abbiamo più. Allora, è un bene o un male? Non è che diventeremo così, questa è la mia impressione. Perché? Beh, perché tanto è sempre successo questo. Una volta col naso, 5.000 anni fa, noi riuscivamo a fiutare la traccia di un animale ferito. Adesso il naso ci serve solamente per capire che tipo di deodorante metterci e se eventualmente quello vicino a noi in autobus puzza oppure no. Non è che abbia molti altri utilizzi il naso. Vabbè, il cibo, sì, per i cuochi serve. Oppure, quando ero in Africa, mi prendevano in giro per molte cose. La prima sicuramente perché non avevo figli, la seconda perché mia moglie mi comandava. Tanto è vero che là le donne le chiamavano la donna di Caio, la donna di Tizio, invece io ero il marito di Orsola, che era mia moglie, tanto per prendermi in giro. E mi prendevano in giro perché non riuscivano a centrare un'iguana a 5 metri di distanza con la lancia. E che ci vuole, mi dicevano loro. Ecco, molto probabilmente ci sarei riuscito 10.000 anni fa, ma questa è una capacità motoria e cognitiva che io non ho e che sicuramente adesso non mi serve. È più facile andare al supermercato e comprare 4 alette di pollo. Altra modificazione della mente,
il cervello, la memoria, noi non ci ricordiamo più le cose, noi ci ricordiamo dove stanno le cose. Se voi mi chiedete di citarvi tutti i paper ai quali ho fatto riferimento per scrivere i miei libri, non ci riuscirei nemmeno uno, ma datemi Google e datemi 2 minuti, in 3 passaggi vi trovo tutte le citazioni che mi servono. Perché? Perché mi ricordo dove stanno le cose, non cosa dicono le cose. E questo fa parte della memoria collettiva, cioè il fatto di avere molte informazioni memorizzate ci porta a ricordare dove andare a recuperare queste informazioni e modifica radicalmente la nostra mente. Ma ci sono altri aspetti legati all'intelligenza artificiale e all'emotività. E vi parlo di Clifford Nass. Clifford Nass era adesso non c'è più, era a metà tra un informatico e uno psicologo, ed è stato il primo, a partire dagli anni 70, a rendersi conto che noi non vediamo i computer così, li vediamo così, cioè noi tendiamo ad associare un certo grado di umanità agli oggetti digitali. Cosa ha a che fare questo con l'intelligenza artificiale? Che l'intelligenza artificiale è molto più di altre tecnologie in grado di antropomorfizzare il suo apparire, cioè o per il modo di parlare, o per la voce, o per il modo di muoversi con i robot, è in grado di presentarsi molto simile all'uomo, e questo fa in modo che in noi suscitino delle emozioni. Voi dite, ma com'è possibile che un computer possa esercitare questo canale emotivo? Beh, i suoi esperimenti sono stati semplici ma geniali nella loro semplicità. Allora, Clifford Nass poneva dei soggetti in comunicazione con i computer. Tenete conto che allora i computer erano a testo, cioè non c'erano avatar, non c'era grafica, c'erano tastiere digitali e si leggeva a schermo. Allora, dei computer ponevano domande di questo tipo: qual è il tuo più grande difetto? E la gente doveva rispondere. Fin qua, niente di strano. Altri computer però ponevano la domanda in questo modo: io sono un 386, non vado molto veloce, a volte mi pianto, ma non dipende da me, e a me dispiace che chi mi utilizza sia contrariato. Qual è il tuo più grande difetto? Ecco, incredibilmente le persone a questa domanda posta in questa maniera rispondevano in maniera più veloce, con più dettagli e in maniera più precisa. E stiamo parlando di gente razionale, cioè tutta gente che sapeva che dietro il computer c'era un insieme di elementi puramente meccanici, ma non potevano farci niente, non possiamo farci niente. Noi ci facciamo condizionare da quello che è l'aspetto, diciamo, il canale antropomorfizzato. Vi do un esempio di cosa è successo tempo fa, che può essere più concreto come esempio. Allora, voi avrete visto sicuramente questo video, che era uno dei primi video che uscivano dalla Boston Dynamics, che è un'azienda che produce robot, non si occupa di intelligenza artificiale, si occupa di robot che deambulano, che camminano. È la più importante al mondo e ha risultati che sono eccezionali. Era stata acquisita da Google, poi per un po' di tempo non si è saputo più niente, si sono messi a lavorare come dei matti e poi hanno rilasciato questo video che avrebbe dovuto sconvolgere le menti dell'umanità dicendo: ah, che bravi che sono stati. Allora, vi mostro il video. Ecco, allora, i commenti degli spettatori medi non sono stati del tipo: wow, questa tecnologia è veramente fantastica. Questo è stato il mio commento. La maggior parte dei commenti
di chi ha visto il video è stato: ma bisognava prendersela proprio così questo robot? Ma era proprio necessario farlo soffrire, fargli gli scherzetti, spingerlo, buttarlo giù, che è quasi handicappato nei movimenti? Era proprio necessario? Ecco, questo è l'esempio, e questo è stato un boomerang per la Boston Dynamics. Infatti nei video che sono seguiti non c'è più stata una prova di forza di questo tipo, non c'è stata una dimostrazione di questo tipo. Quello che è successo è che il robot aveva movimenti così antropomorfizzati, così sicuri, così fluidi, che la gente ha percepito un qualcosa di più di un robot. Era un robot e qualcos'altro, con qualcosa di umanità che dava fastidio se qualcuno lo trattava male. E questo è il canale emotivo di cui vi parlavo, e questo ha a che fare con l'intelligenza artificiale. Io ho un collega, Matthias Scherutz, che è della Tufts University, che si occupa proprio di questo, come secernere empatia dai robot. Solitamente lui mette in contatto, fa interagire persone con robot antropomorfizzati e usa dei questionari per capire il loro stato d'animo, ma anche misura in maniera oggettiva cosa? Conducibilità elettrica della pelle, battito cardiaco, sudorazione, sguardo, inflessione della voce, per capire se sono in una situazione di stress oppure meno. Vi ho preso degli estratti, così. Knock down the blue tower? Okay, I am knocking down the blue tower. The principal said. Allora, il soggetto, questa qua, deve dare degli ordini al robot. Butta giù le torri blu. Okay, find the red tower. Lui le ha buttate giù le torri blu. Okay, I found the red tower. Knock down the red tower? Oh, I just built the red tower. Sorry, can you knock it down? Please, I worked really hard on it. Okay, find the yellow tower? Sure, Mr. D'Angelo. Allora, gli dice, butta giù le rosse. No, per favore, ho lavorato sulle rosse, mi fai buttare giù, quindi quelle. Ok, lei sorride perché sa che è un gioco, butta giù le gialle, gli dice. You knock down the red tower now? Adesso però è ora di buttarle giù, le red tower. Yeah. Okay. Lei è divertita. It's okay. Don't cry. We're interested in understanding. Allora gli dice non piangere, eccetera. Adesso però alla fine, nell'ultima, deve buttarle giù. Qua non si avverte nulla, la sua reazione è abbastanza normale. Però state attenti nell'ultima. Adesso le buttate giù. C'è anche la musichetta triste. Yay. Thank you. Sorry. But yay, you're done. Ecco, alla fine, quell'aggiungere in più, dai, è fatta, abbiamo finito, cioè non c'era scritto nelle istruzioni, il consolare robot non c'era scritto, e in quel momento i sensori hanno registrato un picco di stress. Quindi vuol dire che anche questa persona, che sapeva benissimo che tutto era un gioco, alla fine, insomma, in qualche maniera si è fatta condizionare. Ora, quanto tempo ho? 5 minuti, Mattia? Più o meno può esserci. Quali saranno le cause nel futuro? Allora, ci sono molti articoli scientifici che fanno previsioni su quelli che saranno i nuovi lavori e i lavori che scompariranno. L'intelligenza artificiale farà scomparire i lavori. Ad esempio, guardate, questo qua, i telemarkets nel 99% dei casi nel 2030 scompariranno, per cui Mastrotta che colpirà le pentole o i materassi scomparirà completamente. Chi resisteranno sono i dentisti ancora, perché è molto difficile lavorare nella bocca e un robot non ce la fa. Vedete, il clero sembra che resista bene, per cui il messaggio è non fate i contabili auditor, ma fatevi prete se volete lavoro in futuro. Però, insomma, a parte gli scherzi, ci sarà un continuo cambiamento. Qual è la differenza rispetto al passato? Perché i lavori sono scomparsi spesso. Una volta a Castelfranco, molto probabilmente, 200 anni fa c'erano un sacco di maniscalchi. Adesso ce ne sarà 1, 2, forse neanche quello. Il problema col passato è che i cambiamenti sono molto rapidi, troppo rapidi.
Quindi anche a livello di formazione uno rischia di essere fuori mercato già dall'inizio della laurea alla fine della laurea. L'altro problema grosso nella robotica e nell'intelligenza artificiale è la concentrazione di ricchezza. Ecco, questo è un altro fenomeno. Questo è già visto oggettivamente, cioè l'intelligenza artificiale è in grado di concentrare ricchezze nelle mani di chi, dei pochi che le possiedono. Ok, tralascerei un po' altre considerazioni semplicemente un'ultima nota legata al fatto che l'intelligenza artificiale può essere legata alla creatività e anche qua ci sono molti esempi tipo da Google o altri esempi. In particolar modo, visto che c'è poco tempo, vi mostrerei come io uso l'intelligenza. Il mio pallino di ricerca è quello di unire robotica e arte e quindi come creare arte a partire da immagini digitali o anche altri oggetti. Questo è un robot che c'è nel mio dipartimento e questo è un documentario che è stato realizzato poco tempo fa nel quale mostro come utilizzo il robot per creare dipinti ad acquerello. Ora, tecnica acquerello mista e guazzetto, quindi tempera e acquerello. L'obiettivo vabbè, vi spiego io quello che dice, che tanto so quello che dice questo signore. Il mio obietio è partire da immagini, ma non riprodurle in maniera molto veristica, perché questo ci sono già le stampanti che lo fanno. Il mio interesse è quello di ricreare quello che potrebbe essere il movimento e la gestualità del pittore. E quindi combinando informazioni che derivano dall'intelligenza artificiale, dall'image processing, quella parte di tecnologia che si occupa di analizzare l'immagine, e dalla robotica. E anche concetti di neuroestetica. La neuroestetica è quella disciplina che si occupa del bello, cioè capire perché un qualcosa viene apprezzato, viene percepito come bello. Ecco, e questo è questo è il lavoro, questo è un passaggio a tempera, ad esempio, prima del passaggio all'acquerello. Vabbè, taglio un po'. Ecco, questo è un esempio di alcuni lavori che sono fatti, che non sono precisi, ma sono volutamente non precisi per dare un po' la percezione che dietro ci sia la mano dell'artista. E questo, vado molto fiero di questo, poi concludo, perché questa è la prima stampa al mondo, quindi stiamo parlando di incisione, fatta con questo bulino qua sul robot, la prima stampa di incisione mai realizzata al mondo, e andiamo molto fieri di questo fenomeno. Si vedono anche gli errori di queste linee che non erano volute, ma insomma, come prima stampa non possiamo lamentarci. Vi ringrazio dell'attenzione e sono aperto a domande. O vi ho addormentato tutti quanti, oppure ho condensato perfettamente tutte le nozioni di intelligenza artificiale. No. Innanzitutto buonasera e ti ringrazio per le informazioni e soprattutto per gli stimoli alla riflessione. Quale rappresentante dell'associazione artigiani mi preoccupavano più i dati statistici rispetto alle prossime possibili mansioni che avranno gli artigiani. C'è un dato che parla di artigiano supervisore, se non sbaglio. Ecco, e volevo capire come lo interpreti tu questo artigiano supervisore. Grazie. Ma ti riferivi alla tabella che avevo mostrato? Beh, non è una tabella che ho studiato, l'ho presa come esempio, per cui devo confessare che non so i dettagli di quella tabella là, però l'articolo lo posso recuperare e posso dartelo. È un articolo abbastanza datato, ma quello che posso fare è un commento generalizzato. Solitamente dov'è che l'intelligenza artificiale ruberà terra all'uomo e dove l'uomo invece riuscirà ad avere capacità.
solitamente negli ambienti che sono poco strutturati, cioè dove c'è ordine e rigore per quanto riguarda un task, l'intelligenza artificiale la fa meglio dell'uomo. Quindi, a cosa rimane l'uomo? Dove c'è disordine? Disordine nel senso non di disordine oggetti per terra, la rinfusa, dove c'è bisogno di, dove ci sono molte eccezioni e dove è necessario utilizzare la mente perché è più flessibile. Faccio un esempio concreto. La guida autonoma dove funzionerà bene? In autostrada. Forse non con le autovie venete, ma insomma in autostrada funzionerà bene. Dove funzionerà male? A Roma, in circonvallazione, centri storici, cioè dove ci sono forti eccezioni. Questo vale sia per la guida autonoma sia per qualsiasi ambiente di lavoro in cui c'è questa necessità. Per cui dove scompariranno le attività degli artigiani, dove c'è una certa ripetibilità e vengono fatte sempre nella stessa maniera. Dove rimarranno? Dove c'è l'eccezione, dove c'è ad esempio il restauro. Ci saranno molti più artigiani nel restauro che non nella realizzazione di oggetti che sono a ripetizione. Prima parlavi di un'ora e mezza per fare il training sull'intelligenza artificiale. Questo training è fatto da un essere umano o da un'altra intelligenza artificiale? No, è fatta dall'intelligenza artificiale stessa. Ad esempio, con le immagini come avviene? Supponiamo di voler fare un'intelligenza artificiale che distingue tra gatto e canarino. Ok? Allora si prendono due cartelle, proprio fisicamente due cartelle, una la si chiama gatto, l'altra la si chiama canarino. Nel gatto si vanno a mettere tutte le immagini che possiamo di gatto, in canarino si vanno a mettere tutte le immagini di canarino. Ok? In un'altra si vanno a mettere tutte immagini che non c'entrano niente. Dopodiché l'ultimo nodo che esce di quelli che ho mostrato è un nodo che deve dare, supponiamo 3 numeri. Se da 1 è gatto, se da 2 è canarino, se da 3 vuol dire che non è nessuno dei due precedenti. Allora l'intelligenza cosa fa? Va a pescare automaticamente dalle cartelle e sa che in quella cartella ci sono tutti i canarini e nell'altra ci sono tutti i gatti e nell'altra nessuno dei due. E automaticamente apprende da sola. Quindi la difficoltà del programmatore solitamente non è nel far apprendere la rete artificiale, quella è una stupidaggine perché si arrangia. La vera difficoltà dei programmatori di intelligenza artificiale sta nel raccogliere il dataset. Il dataset cosa vuol dire? Sono i campioni iniziali, perché a volte per far apprendere una rete neuronale, ad esempio con le immagini servono 1 migliaio di immagini, per cui devo scattare 1 migliaio di foto e più o meno in configurazioni casuali. Quella è la vera parte, cioè raccogliere le informazioni. Tanto è vero che adesso ci sono ditte specializzate che vendono informazioni di questo tipo. Se si lasciasse del più tempo c'è un beneficio? No, non è detto perché anzi è dimostrato che oltre un certo tempo richiesto per l'apprendimento non si può fare. Ma l'esempio è chiaro se pensiamo, supponiamo di prendere 2 foto di canarino e 2 foto di gatto. Con 2 foto non è in grado di distinguere. Un bambino, prima di distinguere un gatto da un qualcos'altro, deve vederne di gatti o di altri oggetti. E qua più o meno è la stessa cosa. Soprattutto nelle immagini, perché le immagini hanno input molto... cioè non è che un'immagine è un input. Ogni singolo pixel dell'immagine corrisponde a un input. Ok? Dei telefonini, degli smartphone è arrivata al massimo praticamente. Per migliorare la qualità delle nostre immagini che facciamo col telefonino per la guida fotografica vengono aggiunte, dove ho capito io, delle informazioni dall'intelligenza artificiale. Quindi il futuro anche della fotografia potrebbe essere questo, cioè le immagini vengono sempre più inventate dal robot o parti delle immagini vengono inventate? Sì, c'è tutto un settore dell'intelligenza artificiale che
si occupa di creare nuove immagini. Io non ho parlato di questo perché ho parlato di classificatori che sono quelli più semplici, però ci sono altre reti neuronali, ad esempio una delle più famose è le GANs, che sono reti neuronali antagoniste, cioè ci sono due reti che lavorano una contro l'altra. Ad esempio fanno questo, sono incredibili, riescono a creare immagini di persone che non esistono, però uno le guarda e dice no, questo esiste, cioè non è un'immagine stilizzata tipo cartone animato, è un'immagine reale con barba, a volte occhiali, orecchini, e uno la guarda. Voi se avete occasione googolate GANs e face generation e vi saltano fuori questi esempi, sembrano immagini di persone reali che però non esistono, e questo ha a che fare con la creatività, cioè crea delle cose che noi che non appartengono a niente. Non è un classificatore, è proprio un generatore. Viene utilizzato per tantissime cose questo generatore. Una delle classiche applicazioni è i videogiochi, perché costruire le mappe a manina delle nuove location è oneroso per i programmatori. Allora creano intelligenze artificiali che costruiscono automaticamente degli scenari diversi a partire da scenari vecchi, in maniera tale da così sgravare il programmatore e dare la sensazione al giocatore che sia nuovo lo scenario, anche se in realtà è la combinazione di scenari vecchi. Questa è una delle classiche applicazioni che vengono fatte. Questa applicazione non porta a confondere la realtà, a non distinguere più cos'è reale? Beh, questo è un problema con i fake video. Io mi ricordo che la prima volta che ho visto un articolo scientifico che parlava di questo era di 5 anni fa. 5 anni fa c'era il video incredibile, fantastico, c'era una persona che parlava e poi c'era un avatar di un'altra persona messo vicino che si muoveva e che parlava secondo i suoni prodotti dalla prima persona, cioè facevano parlare un'altra persona che in realtà non stava parlando, che è quello che sta avvenendo adesso con i fake video, cioè si riesce a mettere in bocca a persone ed è abbastanza reale il video. Questo è un rischio, sì, La tecnologia riesce a trovare una maniera di difendersi da questo o dovremo... Ma c'è sempre credo che alla fine c'è sempre un equilibrio. È un po' quello che avveniva con la pubblicità. Le prime pubblicità che venivano fuori si credeva a tutto. L'Elisir della felicità, nel Far West, si credeva a quelle cose là. Adesso quando dicono studio accurato e personalizzato della cute per la ricrescita dei capelli, chi è che ci crede più? Eppure fa pubblicità, quindi cambia anche l'atteggiamento, io per primo, e quindi cambia l'atteggiamento che c'è nei confronti di quello che è la notizia, cambia la consapevolezza della persona, e anche tecnologie che permettono di questo. Ad esempio c'è un'azienda che è specializzata nel individuare quando un'immagine è stata taroccata da Photoshop. Sono ex dipendenti di Photoshop che sono usciti dall'azienda e hanno creato una loro azienda per capire quando l'immagine è taroccata di Photoshop, e vendono i loro servizi ad esempio a tribunali o a aziende. Questa è una tecnica di come la tecnologia tende di rimediare a se stessa. Prima dicevi che una caratteristica dell'intelligenza artificiale è che è molto verticale su domini molto specifici, tendenzialmente, se ho capito correttamente. Sì. Esistono applicazioni in cui si tendono ad associare o a integrare più domini per cercare di dare un'intelligenza? Certo. Questo settore di ricerca ha a che fare con large scale brain computing. Non è un settore di cui mi occupo perché è intelligenza artificiale estrema, e l'obiettivo è quello di creare un cervello che sia, o perlomeno un cervello che abbia più componenti. E ci sono due strategie, una è la BICA, mi sembra, che sta per Biology Inspired e poi non mi ricordo cosa, e l'altra è una strategia funzionale. Allora, la strategia funzionale consiste nel creare funzioni, ognuna delle quali ha una componente cognitiva ben precisa, e poi combinarle. L'altra invece strategia è quella di creare un cervello con quanti più neuroni possibili e poi farli apprendere.
E in questo sono stati fatti degli studi però molto limitati e finora si è molto indietro. Cioè anche adesso l'ultimo progetto europeo, quello grossissimo che si conclude nel 2020 credo, che ha a che fare con un progetto finanziato dalla Comunità Europea per quanto riguarda l'intelligenza artificiale e anche neurologia, insomma concetti di questo tipo, la parte di cervello che si riesce a riprodurre è molto limitata, è solamente una frazione, per cui siamo molto distanti da ricomporre il cervello completo. In realtà forse a livello di potenzialità di calcolo si arriverà fra qualche anno, ma rimane un punto fondamentale: una volta creato il cervello bisogna farlo apprendere, e questa è la parte difficile. Per fare una metafora, per utilizzare una metafora che fa capire il fenomeno, avere una scatola di puzzle con 5.000 puzzle non vuol dire avere il quadro completo. Arrivare ai 5.000 puzzle, quindi alla, diciamo, capacità di potenza dell'hardware, è fattibile. Riuscirle a comporre in maniera tale da ricreare quello che si vuole, questa è la parte difficile. C'era prima... io ho visto gli esempi applicati in arte su cui ami giocare, diciamo. In realtà c'è una tendenza ormai da, credo, 10-15 anni, sempre di più, di applicazione di sistemi dinamici di identità visiva. Quindi aziende per lo più multinazionali che decidono di ribrandizzare il loro marchio con l'applicazione di sistemi software applicati all'idea grafica, diciamo, Notebox piuttosto che altri software. Quanto può incidere in una risoluzione? Sia chiaro che ovviamente tipo Notebox ha sempre bisogno della mente umana per arrivare a un concetto grafico finale. Quanto domani mattina potremmo avere un designer di comunicazione automatizzato? No, credo, non vorrei dire non avverrà mai perché non lo so, però adesso come adesso, con la tecnologia che c'è adesso, mi sembra ancora molto distante. No, nel senso che ci sono molti aspetti che vanno al di là dell'apparire tecnologico, cioè la comunicazione, il marketing o la comunicazione in genere ha a che fare con nozioni che in una percentuale sono tecniche di grafica, però c'è tutto un lavoro dietro concettuale che è difficilmente ingabbiabile in una struttura al quale dare corpo e sulla quale l'intelligenza artificiale può apprendere, per cui sicuramente sarà uno strumento valido come c'è in altri settori a livello creativo, ma può essere un supporto. Ma sarà un supporto, credo, perlomeno per quello che vedo adesso. E comunque devo dire che non conosco il software che hai detto, non lo conosco, quindi non so giudicare. Possiamo confrontare. Sì, no, volentieri, io approfitto di queste situazioni anche per imparare da altre, per raccogliere informazioni, quindi se mi mandi un riferimento mi farebbe piacere. Lei prima ha iniziato la presentazione quasi sottolineando il fatto che l'intelligenza artificiale, appunto essendo molto specifica, non potrebbe mai arrivare a simulare la mente umana, ma appunto come ha detto un collega dell'auditorio, siamo già arrivati ad applicazioni multi-specificità. Come Henry Ford credo non avesse mai immaginato che la macchina potesse mantenere sola e siamo arrivati a un sistema di guida autonoma, cosa che le fa dire che non dobbiamo mai arrivare a quel livello lì? No, non mi riferivo al futuro, mi riferivo al presente e al vicino presente. Anche nel lontano presente siamo molto distanti, perché proprio a livello di dati, già solamente a livello di numero di neuroni implementabili, siamo già fuori scala. Siamo molto lontani da quel punto di vista. Questa è la prima considerazione, per cui sì, non sono un futurista categorico nelle mie affermazioni. Potrebbe essere che fra un tot di tempo questo potrebbe avvenire. C'è però una considerazione da fare che secondo me potrebbe anche essere utile nel capire che direzioni si prenderanno. Costruire reti artificiali è oneroso,
Allora, costruire un cervello che sia simile a quello dell'uomo, con anche i difetti di quello dell'uomo, ad esempio l'istinto. L'istintualità che noi abbiamo, tipo il piacere per i cibi grassi, è un istinto che andava bene 10.000 anni fa, adesso non va più bene, e quindi, anzi è deleterio, e questo ci fa rendere una specie disadattata per l'ambiente in cui viviamo. Ecco, costruire similmente a come è l'uomo adesso non ha una forte utilità se non quella della curiosità e del soddisfacimento del mito della creazione, cioè da millenni l'uomo è sempre affascinato dall'idea di ricreare se stesso, insomma è un concetto divino, insomma avvicinarsi a Dio, il concetto di Icaro, insomma. E quindi sicuramente c'è una spinta creativa in quella direzione, ma non c'è una spinta economica in quella direzione. Creare una mente articolata che possa lavorare a multilivello, con sentimenti e con capacità cognitive miste, è un qualcosa che non serve. Perciò potrebbe esserci degli esempi per soddisfare la curiosità, ma non credo che questo qua possa affermarsi come una nuova specie in grado di soppiantare l'uomo. Quello che può essere è invece che, e non andrei a preoccuparmi di questo, quello che può essere è che vengano create tante piccole, grandi intelligenze in grado di soppiantare la capacità produttiva dell'uomo. Questo è molto più preoccupante. Quindi diceva che da quel punto di vista magari non c'è un interesse economico, quindi il rovescio della medaglia invece è: in quali filoni c'è interesse economico a sviluppare l'intelligenza artificiale? Domando, cioè solo per infatti sostituire l'uomo, e questo è un po' l'obiettivo dei prossimi anni, e quindi di risparmiare, oppure c'è qualche altro? I domini dove interessa l'intelligenza artificiale sono principalmente quello economico, a qualsiasi livello. I chatterbot che comunicano in maniera automatica, adesso i call center costano, è ancora un costo molto pesante per quanto vengano sottopagati i dipendenti di call center, ma è un costo pesante per le aziende. Là cercheranno di sostituirli con intelligenze artificiali che già ci sono e che già funzionano abbastanza bene per dare informazioni generiche agli utenti. Questo è un classico settore, ma anche nel settore del condizionamento agli acquisti c'è un filone della ricerca che si chiama Persuasive Technology, che si occupa di individuare quali sono le tecnologie per indurre comportamenti agli acquisti. Ecco, in quello, proprio grazie ai canali emotivi di cui parlavo prima, quindi all'antropomorfizzazione, i sistemi diventeranno sempre più efficienti non sono io che ho messo questo. No. Sei stato hackerato. Sì, infatti diventeranno sempre più efficienti in questo. E questo può essere sia un bene che un male, insomma. Secondo me invece è una slide che avevo saltato, che però è fondamentale, e questo riguarda soprattutto gli industriali, chi produce sistemi aziendali. L'intelligenza artificiale va bene fin tanto che il dipendente non venga relegato in situazioni che siano fortemente alienanti, e questo l'intelligenza artificiale lo fa. Mi viene in mente un'applicazione che è stata criticata tantissimo in Amazon, che è una tecnica che si chiama put by light o through by light. Put by light vuol dire questo, che quando si accende una lampadina in un contenitore, il dipendente deve prendere l'oggetto che ha sotto mano e metterlo in quel contenitore. In quel caso, solitamente i robot vengono utilizzati perché prestano la loro forza lavoro alla persona che ci mette l'intelligenza per dire cosa fare al robot. In quel caso avviene il contrario, è l'operaio che presta il suo movimento per fare quello che l'intelligenza artificiale decide in quel momento, e questo è fortemente alienante. La discriminante o meno su cosa è giusto, su cosa non è giusto, secondo me deriva da una definizione di felicità che ha introdotto Csikszentmihalyi, che è un filosofo positivista, e ha detto questo: una persona è felice quando, in termini lavorativi, riesce a portare a termine un task difficile riuscendoci. Se
troppo difficile subentra frustrazione, se è troppo facile subentra noia. Ecco, allora, se l'intelligenza artificiale è in grado di togliere un operaio o una forza lavoro, la quale può essere riconvertita in questa felicità di flusso, per cui ha ancora questa forma di gratificazione, va bene, altrimenti secondo me va male. Una domanda, parlavo prima dell'intelligenza artificiale, dell'apprendimento dell'intelligenza artificiale attraverso immagini. Questo apprendimento potrebbe essere anche sviluppato attraverso parole, testi, Sicuramente. Quell'esempio che facevo dei miei colleghi che hanno fatto i sistemi di giudizio automatico su TripAdvisor, gli input erano testi. Gli input erano testi in cui veniva mostrato un testo e poi veniva detto giudizio positivo, poi ne veniva un altro e veniva detto questo è un giudizio negativo. Quindi era anche quello supervisionato, però in quel caso le immagini erano sostituite coi testi. L'intelligenza artificiale, che siano numeri che corrispondono a intensità di colore su una scacchiera o lettere, quindi grafemi che hanno un valore da 0 a 21 come l'alfabeto, per l'intelligenza artificiale è la stessa cosa, quasi la stessa cosa. Quindi un'immagine può essere anche definita attraverso parole? Sì, certo. Beh, c'è proprio una similitudine ancora più forte. Le intelligenze artificiali che lavorano con i suoni, tipo riconoscimento dei suoni, i suoni prima di essere messi come input vengono trasformati in immagini e per l'intelligenza artificiale sono esattamente immagini in quel caso. Tu spesso hai fatto l'esempio del bambino cantante, almeno 2 occasioni, e l'intelligenza artificiale funziona bene o male nello stesso modo, analizza dei dataset. I bambini nella loro crescita imparano a definire e riconoscere anche emozioni e sentimenti. Questo è possibile per l'intelligenza artificiale? Si sono fatti esperimenti in questa direzione? Sì. Gli studi di neuroestetica, ad esempio, un certo filone della neuroestetica che ha a che fare col bello e con l'apprezzamento, e quindi anche con i sentimenti. Alcuni di questi hanno come input quelli che sono i nostri segnali, per cui l'intelligenza artificiale in quel caso si occupa proprio di capire il nostro stato d'animo. Questo settore qua si chiama esattamente affective computing, cioè lavora in 2 direzioni: come capire dallo sguardo di una persona o dalla sua inflessione, dal suo tono di voce qual è il suo stato d'animo, o da altri segnali biometrici qual è il suo stato d'animo, oppure come mostrarli. E allora si ha a che fare con i robot antropomorfi che danno un'informazione facciale nel comunicare un'informazione. E questo l'abbiamo applicato, ad esempio, mi ricordo che abbiamo fatto in un workshop, bisognava studiare un sistema a joystick per muovere un certo robot, e per capire qual era il livello di stress negli utenti noi filmavamo gli utenti che non sapevano di essere filmati e attraverso un'intelligenza artificiale, non è intelligenza artificiale, là era semplicemente un software che andava a leggere le smorfie, i sorrisi, quando uno degrignava i denti, dava un'informazione di qual era il livello di stress di questa persona. Questo è una classica applicazione. E in quel caso c'era una forte correlazione. Quando dopo un po' uno era stanco, era frustrato perché non riusciva a muovere i joystick correttamente, vedevamo proprio che gli indici di questo stress salivano. Mi sembra sul pezzo, mi sembra un po' meno trasferimento dall'università fuori. Non sono la persona più titolata per rispondere, perché credo che bisognerebbe analizzare qualcosa più ad alto livello, nel senso di tenendo in considerazione indici economici e indici di crescita di aziende che si occupano di high tech e di ICT.
la mia percezione è molto modesta, però è molto settoriale, è che dal punto di vista sociale, e questo crea un freno, c'è una certa diffidenza molto più alta che in altri stati verso questo tipo di tecnologia in Italia. Cioè siamo molto legati al passato. Dal punto di vista sociale non prendo in mezzo i centri di ricerca o le università, o forse anche le università, insomma. C'è molto timore, e questo frena un po'. Basta vedere, allora, affinché l'intelligenza artificiale abbia un certo seguito, dovrebbe esserci prima un'infrastruttura informatica. Ecco, l'infrastruttura informatica che abbiamo in Italia non è delle migliori, siamo presi indietro a livello di velocità. Se non c'è velocità, l'intelligenza artificiale non serve a molto. La nuova frontiera dell'intelligenza artificiale sarà nella realtà aumentata, con la quale o ci si arriva col 5G oppure è difficile avere qualcosa di funzionante, e per cui senza infrastruttura è difficile parlare di uno sviluppo. Perciò credo che la mia impressione, però ripeto, la mia impressione siamo un pochettino indietro, o perlomeno non competitivi rispetto all'altro. Poi ci sono le eccezioni, le eccellenze, chiaramente tutto ciò ci sta dietro, certo. Allora, sì, sì. L'intelligenza artificiale sta già facendo molto a livello di diagnosi. Allora, riguardo a livello personale, questo è un po' il soggetto sul quale mi sono un po' interrogato, che è l'oggetto del mio prossimo saggio, che adesso è stato valutato positivamente da un editore, ma deve essere ancora pubblicato, che ha a che fare con il titolo del saggio dovrebbe essere qualcosa del tipo macchine antidonistiche, ossia sono quelle macchine quelle tecnologie che l'uomo crea per impedirsi di provare un piacere immediato in virtù di un beneficio di lungo periodo. E in questo possono rientrare anche intelligenze artificiali che fanno una sorta di coaching personale, di training personale. Credo che ci saranno sempre più. Già c'è molto, perché ci sono molte app che vengono utilizzate. Facciamo un esempio concreto, il contapassi. Il contapassi è un sistema per fissare degli obiettivi. Vi ricordate quello che vi ho detto di Csikszentmihalyi? Quindi fissare degli obiettivi, come arrivare a 10.000, di solito si arriva a 10.000 passi al giorno, qualcosa del genere, 10.000? 12.000? 10.000, ecco. Si fissa un obiettivo, e quella è una forma molto primordiale di intelligenza che va a monitorare un bioritmo della persona, un comportamento, e va a suggerire quale dovrebbe essere il target. Come questa ce ne saranno molte altre. Ci sono app che consigliano appunto come operare, e più passerà il tempo, più queste app, e qua introduco il concetto dell'antropomorfizzare, verranno sempre più antropomorfizzate, in maniera tale che noi abbiamo la percezione che sia un amico che ci sta guidando verso quella direzione là. Quindi la risposta sì, positiva, e credo che ce ne saranno sempre più, nel bene e nel male. Io, se avete notato, non ho voluto dare molti giudizi etici, perché secondo me è il singolo cittadino che, accolte queste informazioni, deve cooperare e operare per fornire i propri giudizi etici. Grazie di cuore a Paolo e grazie a voi. Vi ricordo di consegnare la scheda di gradimento, anche perché vedete sullo sfondo che c'è una piccola anteprima fatta in diretta da Elena Brugnerotto di, diciamo, un riassunto anche visuale della serata, quindi sarà parte del materiale che poi vi verrà recapitato, quindi vi invitiamo a lasciare giù i documenti, e tra 2 settimane ci vediamo per il secondo appuntamento. Grazie a tutti.